Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma. Penalty play, ok. La curva salta, ole, ole. Accendi quella TV, ole, ole. Presenta Tortorici, ole, ole. Commenta il doppio incontro, ole, ole. Canale 78. Se cerchi il meglio del calcio dilettantistico, ci Tortorici allo schermo, il canale è giusto, bro. Manda a segno quella palla e fai gol. Qui niente fuffa, si commenta il vero sport. Rivedi le partite coi protagonisti, l'allenatore, il calciatore, i giornalisti, i punti di vista, i risultati e le classifiche. Qua si fa calcio, non si pettinano bambole. Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma. Penalty play, ok. La curva salta, ole, ole. Accendi quella TV, ole, ole. Presenta Tortorici, ole, ole. Commenta il doppio incontro, ole, ole. Canale 78. Lo sport, il calcio e non solo. Tutto questo è Penalty Play. Gli approfondimenti sportivi, le notizie, gli ospiti, le interviste dal mondo dell'attualità, la cultura e lo spettacolo. Penalty Play, curato da Ettore Tortorici. Buon pomeriggio amici sportivi di Penalty Play, tutti i pomeriggi tra le 14.30 e le 15.30 per raccontare l'approfondimento sportivo e non solo. Oggi tra l'altro puntata del giovedì, come al solito faremo delle divagazioni legate al mondo della cultura. Oggi parleremo di libri e di cinema, ma la prima parte come al solito è soprattutto in questo caso, in modo particolare oggi giovedì, dedicata al calcio Catania, perché tutti sanno che ieri insomma c'è stata questa partita d'andata della semifinale dei playoff di Lega Pro. Non è andata bene per la squadra di Lucarelli, torna a casa con una sconfitta ma con tante amarezze, perché sicuramente avrebbe potuto fare di più, però purtroppo il gioco del calcio spesso e volentieri condanna. Un episodio purtroppo ha condannato la squadra catanese. C'è la possibilità di rifarsi sicuramente, perché domenica si gioca in casa davanti a un pubblico che si preannuncia sicuramente agguerrito e numeroso, e speriamo bene perché siamo veramente a un passo dalla finalissima di Pescara. Oggi giovedì, e come al solito il giovedì abbiamo il piacere di avere qui con noi Salvo D'Arrigo. Ciao Salvo, ben trovato. Buon pomeriggio Ettore, buon pomeriggio a tutti, il piacere sempre tantissimo è mio. Allora Salvo, sappiamo benissimo che questo Catania oggi come oggi ha una possibilità: arrivare in finale giocando e facendo gol, perché abbiamo potuto appurare che ieri questo Siena non era certamente imbattibile. È un po' il motivo dominante della stagione del Catania, una squadra che magari non ha un gioco molto scintillante, del resto siamo in Serie C, È vero, non si può aspettare chissà che cosa, però è una squadra che produce diverse occasioni durante le partite. Se non ricordo male, poche partite il Catania non è riuscito a segnare, ha confezionato poche palle gol. Generalmente è una squadra, poi magari ne fa un po' di meno rispetto alla mole di gioco. E ieri pure, specialmente al secondo tempo, qualche gol sfiorato, occasioni abbastanza nette ci sono state. Nette, poi peccato. per un episodio... ma il calcio è anche questo. È questo, il è calcio chiaro, è anche episodi. È un vero. gioco di situazione prendi gol anche su un errore. Contatti per visualizzare bene il programma Penalty Play, come al solito la possibilità di avere una linea WhatsApp aperta 24 ore su 24, arrivano tantissimi messaggi che noi leggiamo poco, però prendiamo sempre in considerazione. 328 53 58 101, abbiamo l'indirizzo email format tvpenaltyplay@tiscali.it, e ricordiamo che come al solito questa puntata, come del resto anche tutte le altre, è anche online grazie alla pagina Facebook Penalty Live. Subito schermata anche dei playoff, le partite erano soltanto due, però è anche vero che erano due partite di grandissima importanza, perché riguardavano le semifinali, le gare di andata. Il Sud Tirol che batte il Cosenza 1-0 e il Robur Siena che appunto è vincente contro la squadra di Lucarelli 1-0. La gara di ritorno, ormai tutti lo sanno, si disputerà domenica 10 a partire dalle 20:30, sarà Cosenza Sud
Sud Tirol, e a Cosenza secondo me il Sud Tirol insomma avrà una brutta gatta da pelare per mantenere questo risultato che attualmente lo vede vincente, e il Catania che giocherà appunto in casa contro la Robur Siena. Che partita sarà secondo te a Catania? Il pubblico potrà incidere e soprattutto con tantissima gente che verrà allo stadio, non vorrei che poi succedesse la stessa storia come è successo un paio di settimane fa con la Juve Stabia ed il Trapani. O di certe polemiche magari che sono scaturite da dichiarazioni. Può succedere secondo te? Non lo so, io sono sempre del parere che il pubblico sta negli spalti, si può incitare, ma condizionare veramente una squadra ti può aiutare un pochettino dal punto di vista del morale a spingere, però poi sono i giocatori che determinano. Tra l'altro giocatori non certamente insomma dei novellini. Novellini, poi è una squadra abbastanza matura, abbastanza fatta di gente con lunga esperienza calcistica, per cui condizionante, ma anche il Siena, per cui comunque la partita dal punto di vista tattico credo che il Siena verrà qui, non dico proprio a fare barricate, a chiudersi per tentare il però si sistemerà a 5 però a chiaramente quindi molto accorta, e sarà forse un po' difficoltoso aprire la difesa avversaria per quanto riguarda il Catania. Quindi dovrà studiare Certo, delle dovrà soluzioni studiare delle importanti, soluzioni no? importanti in base anche a quello che si è visto ieri, alle caratteristiche del Siena, per aprire questa difesa. Poi No, anche perché ieri la squadra si è presentata con un 3-5-2 e sulle fasce insomma siamo stati abbastanza chiusi sotto questo punto di vista. Poi con l'entrata di Mané giocando a 3 in avanti si è acquisita un po' più di velocità. Io per mia convinzione, può essere sbagliato, è opinabile, allora io sono convinto che specialmente nelle categorie inferiori come è la Serie C, avere giocatori di grande velocità, anche se non eccelsi tecnicamente, possono essere sulle una marcia in fasce più. sono marce in più, possono essere determinanti in queste categorie. Magari a livello di Serie A è chiaro, è indubbio che ci vuole gente rapida, rapidissima, però qui magari fanno un po' la differenza. E quando è entrato Mané qualcosa in più si è visto. Comunque, il Catania ha tante carte nel mazzo per poter scardinare la difesa del poi Siena. Sai, possiamo prevedere tutto quello che vogliamo, poi ci sono gli episodi. È vero, e sono gli episodi quelli che poi determinano chiaramente. Tu anche allenatore tranquillo cerchi di organizzare, di prevedere tutte le mosse e contromosse, e poi magari un episodio anche un episodio iniziale può cambiare totalmente proprio la partita. Il gol del senese Marotta nasce da un dubbio calcio di rigore nei confronti di Russotto, praticamente una ripartenza immediata ed è arrivato il gol di Marotta. Quante volte succede nelle partite di calcio che da un possibile gol immediatamente, classica legge da gol sbagliato, gol subito. Guardiamoci adesso l'intervista dopo la partita vinta in casa di Michele Mignani, l'allenatore appunto del Robur Siena. Primo tempo l'abbiamo portato a casa, ora c'è il secondo tempo che è quello probabilmente più difficile, più duro, l'ultimo che sentenzierà la squadra va in finale, però felici, contenti del risultato, contenti della prestazione. È dura, sappiamo che è dura, però sarà dura anche per loro. Volevo provare a tenere due attaccanti un pochino più di peso davanti e mettere Neglia comunque che sta bene a fare il guastafeste. Secondo me la squadra al primo tempo ha lavorato bene, ha rischiato quasi mai, ha gestito bene la palla, forse ha concluso non tantissimo, però non è facile, sono partite equilibrate dove entrambe le squadre probabilmente in questa partita il primo pensiero era non rischiare. Questa è una squadra che se è arrivata a questo punto vuol dire ha dei valori, poi io li vedo, li riconosco. I ragazzi stanno facendo qualcosa di veramente importante e c'è ancora, come ha detto il nostro direttore, abbiamo fatto un quadro meraviglioso e adesso c'è da provare a dare le ultime 2 pennellate per renderlo un capolavoro.
Secondo me l'allenatore del Siena è convinto indubbiamente che la partita di Catania all'Angelo Massimino sarà una partita super difficile. Certo, andare a giocare a Catania con un risultato che in questo momento li vede in vantaggio potrebbe essere un'arma a doppio gioco, no? Nel senso che comunque il Catania sarà sicuramente molto agguerrito, partirà all'arrembaggio immediatamente, e loro dovranno essere abbastanza intelligenti nel valutare le ripartenze, che possono diventare un'arma molto letale, difficile da Devono controllare. stare attenti appunto il Catania nella ricerca immediato del pareggio, praticamente, di Certo. fare il gol, di non scoprirsi, perché credo che una delle caratteristiche migliori del Siena è un po' quello del contropiede, e mi pare dalle statistiche è una Sì. squadra che fuori casa Fuori casa ha reso bene come ha reso bene il Catania. ha Sì, fatto sì, diversi sì, punti. sì. Poi è arrivata seconda, siamo chiaro. in semifinale, Siamo in chiaramente, semifinale, ormai a partite questo equilibrate, punto- poi caratteristiche differenti da squadra a squadra, ma più o meno non dico che si equivalgono, ecco, grosso Certo. modo. Salvo, volevo chiederti a questo punto un tuo parere, diciamo dal punto di vista tattico. Quindi tu opteresti più per un 4-3-3 anziché un 3-5-2, no? Perché il 4-3-3 potrebbe vedere all'opera probabilmente a questo punto Mané sulla fascia, e quindi con quella velocità, come detto poc'anzi, potrebbe essere veramente qualcosa in più per questo Catania che gioca in casa. Io sono sempre un po' controcorrente su questo. Allora, quanto riguarda questi numeri, che ormai la moda del calcio da tantissimi anni, dei moduli, sì, il modulo è importante, non determinante. 4-3, 3-5-2, 4-4-2 e quanti altri moduli ci siano, ma tutto dipende dalla caratteristica dei giocatori, vabbè, la dislocazione in campo, ma dalla mentalità e dalla voglia, dalla determinazione in campo. Poi posso giocare, è chiaro che è d'obbligo l'allenatore schierare intanto i migliori, quelli più in forma, giusto, quello che ritiene più adatti alla partita e più in forma, e poi con le caratteristiche da sviluppare nel ruolo giusto, nelle porzioni di campo dove possono esprimere al meglio. Questo, allora, nella storia del campionato del Catania, di Lucarelli, mi pare che moduli ne ha cambiati più di uno. Più di uno. Più di uno, Più di ecco. uno, più di uno. Spesso e volentieri Può essere, adeguandosi lui alle ecco, squadre un avversarie. bene o un male. Secondo me è dovuto anche al fatto, sarà sicuramente anche una sua scelta, ma è dovuto anche al fatto di avere una rosa abbastanza ampia, con giocatori di caratteristiche diverse, Sì. per cui è stato facilitato anche nel compito di poter scegliere moduli diversi da un 4-4-2, 3-5-2 o quant'altro. È vero. Sentiamo adesso l'intervista ad Alessandro Marotta, che è proprio l'autore del gol che permette al Siena di venire a Catania con un vantaggio in questo momento comunque assolutamente positivo per loro, cioè l'1-0, che garantirebbe in questo momento il passaggio in finale nei playoff appunto di Lega Pro. Diciamo che fare gol è sempre il momento giusto per noi attaccanti. Però quel Prato Era diverso, certo, era un po' che mi mancava fare un gol importante. Sono contento che sia arrivato oggi, abbiamo vinto la prima della battaglia, perché non ci dimentichiamo che domenica ci sarà un'altra partita da giocare, completamente diversa, davanti a una cornice di pubblico esaltante. Noi ci faremo trovare sicuramente pronti per fare una partita bellissima. È stata una partita giocata a armi pari, loro forse hanno avuto anche qualche occasione in più di noi, siamo stati fortunati in alcune circostanze, però comunque fa parte del gioco. Ragazzi, senza culo non si va da nessuna parte, fa sempre bene, siamo stati fortunati, dobbiamo lavorare su quei piccoli errori che abbiamo fatto, ci lavoreremo col mister in settimana, rimane il fatto che comunque abbiamo vinto contro una squadra fortissima, ci dà una grande fiducia per affrontare il ritorno. Sì, diciamo che io sono del parere che la fortuna va agli audaci, noi ci stiamo crediamo nel lavoro che facciamo quotidianamente, ormai non è più una squadra, in verità è una famiglia, giochiamo l'uno per l'altro, ognuno gioca per raggiungere quell'obiettivo che per noi sarebbe un sogno, e forse è anche per questo che un pochino la fortuna è dalla nostra parte.
Beh, da quello che abbiamo potuto capire, la componente fortuna... una componente tattica è stata ed è ancora tuttora una componente sempre che ha valida. portato fortuna giustamente alla squadra senese. Indubbio che in qualunque gioco, in qualunque situazione, componente fortuna. Poi questa fortuna, se vogliamo Bisogna analizzarla, andarsela a cercare, no? andarsela a cercare, però sai, c'è anche questa componente, ci sono le situazioni, un palo, un ciuffo d'erba, un'errata entrata di un difensore, del portiere. Loro per esempio hanno avuto la fortuna magari dell'uscita maldestra di Pisseri. Sì. Però la fortuna se la sono cercata, cioè hanno sfruttato il momento e hanno fatto gol. Chiudiamo lo spazio interviste con i giocatori del Siena. Dopo aver sentito Marotta sentiamo il difensore Panariello. Io ho sempre detto che si può essere importanti in tanti modi, sia come titolare che come gregario. È importante sempre farsi trovare pronto. E io penso di essere fortunatissimo perché non vi nego che quando tornavo a casa durante l'anno stavo male per non giocare, però godevo per la vittoria della squadra. E penso in queste 2 partite di essere stato fortunato e ripagato anche di tutte, diciamo, i momenti bui personali che posso aver vissuto durante l'anno, quindi è una ruota che gira e ti ritorna sempre un po' indietro. Chi non gioca fa un tifo più di quelli che giocano, e se un compagno sbaglia ce n'è subito un altro. Sono frasi fatte, sembrano frasi dette ovvie, ma la realtà è questa, dagli allenamenti. Bene, a questo punto parliamo anche dell'altro incontro, l'altra semifinale che ha visto di fronte la squadra di Bolzano, il Sud Tirol, contro il Cosenza. La sconfitta della squadra allenata da Braglia un po' è stata inaspettata, ma fino a un certo punto, perché questo sì. Sud Tirol è lì, è arrivato secondo, ha vinto una prima partita e devo dire che a questo punto ha mezzo piede in finale, lo secondo possiamo me. dire, non l'abbiamo vista giocare. Non l'abbiamo vista Solo giocare, commenti, però, ne parlano bene, ne una parlano tutti squadra bene. spigliata, rapida, veloce, determinatissima. Potrebbe essere un fattore novità questo, Certo, che beh, potrebbe portare questa squadra in finale? È una novità, certo, è una novità. Almeno dal punto di vista del punteggio è nella stessa situazione il Cosenza come il Catania, 1-0 deve rimontare. Però il Cosenza, devo dire che in queste ultime settimane, in questa fase iniziale dei playoff, ha dimostrato, eliminando anche il Trapani, di essere in gran forma. di essere in gran forma. Un'altra componente che non dobbiamo trascurare, siamo a giugno. Siamo a giugno, si gioca quasi ogni 3 giorni. Si chiamano 3 giorni dopo una lunga stagione, Certo. per cui le forze residue che hanno i giocatori, c'è anche il fattore Diminuiscono la sempre di più. la condizione atletica, bisogna vedere in che condizioni sono anche le 4 squadre. Chiaro. Ci può essere anche questo, differenza di condizione atletica tra una e l'altra, che potrebbe anche essere determinante. Assolutamente. Sentiamo però il mister del Sud Tirolo dopo questa bella vittoria nei confronti del Cosenza, Paolo Zanetti. Pensavamo di averle viste tutte, ma questa è una ulteriore in più, ovviamente in senso di merito verso il Sud Tirol, che è una squadra che ha 1000 risorse, vince al 90esimo, una partita difficilissima e la vince con l'uomo meno atteso, se mi passi l'espressione. Beh, che sarebbe stata una partita difficile, lo sapevamo, arrivati a questo punto del campionato, a una semifinale playoff, è evidente che si incontrano squadre che hanno un grosso potenziale. Oggi penso che il Cosenza l'ha dimostrato tutto, anche se il primo tempo a mio avviso è stata una partita non bella, una partita equilibrata molto, una partita dove ci sono state 0 occasioni da una parte e dall'altra, mentre nel secondo tempo loro sono cresciuti, noi siamo un po' calati di intensità e Offredi ha fatto 2 parate importanti, però noi come sempre non rinunciamo mai poi ad attaccare, a ripartire con velocità. I ragazzi che ho messo dentro sono stati straordinari, perché noi non dobbiamo dimenticarci che abbiamo giocato con 5 giovani titolari, più ho messo dentro un centravanti del 98, quindi anche questo per noi è motivo di orgoglio, essere competitivi a questi livelli con più di metà squadra in giovane e 2 assenze pesantissime come Berardocco e Giasi. Devo dire che non so cosa dire ai miei ragazzi se non che fargli i complimenti, devo fare i complimenti a Cia
che è un ragazzo che mi ha dato tantissimo il giorno di andata, poi ha subito un po' l'esplosione di Bro, però ci ha sempre fatto trovare pronto, si è allenato sempre bene, è un ragazzo che ci tiene molto, un ragazzo del posto e oggi sono contento che lui abbia avuto questa gioia. Sarebbe da dire adesso la gara di ritorno a Cosenza, al San Vito Gigi Marulla, di fronte a 20.000 spettatori fa un po' meno paura, ma questo Süttirol può avere ancora paura di qualcosa? Ma paura non è la parola giusta, noi non dobbiamo aver paura di niente, non andiamo mica in guerra, paura bisogna avere di altre cose. È normale che incontreremo un ambiente caldo, il Cosenza in casa è una squadra importante e ci sarà una cornice di pubblico degna di una partita di Serie A e noi ci giocheremo questa esperienza con il vantaggio dell'1-0 e cercheremo in tutti i modi di mantenerlo. Bravi anche perché con 5 diffidati in campo solo Sgarbi ha rimediato il secondo cartellino giallo, che magari è anche evitabile, però insomma la perfezione non è di questo mondo. Sì, quella era una mia paura, infatti ad un certo punto non sapevo se togliere Vinetto perché anche lui era diffidato e rischiare di fare la gara di ritorno senza Sgarbi e Vinetto sarebbe stato molto pesante. Alla fine ho rischiato e è stato bravo Kevin soprattutto a non prenderla e anche i due attaccanti. Credo che assisteremo ad una partita molto interessante a Cosenza, ambiente perché caldo. il Cosenza in casa Cosenza, è duro. gioca bene in casa, ambiente caldo pure, altro stadio infuocato, troverà una squadra agguerrita. Chiaramente partiamo entrambe le due partite da un 1-0. Sì. È ribaltabile. Ribaltabile per entrambi, sia per il Catania che per il Cosenza. Teoricamente è ribaltabile, sono Quindi partite apertissime. pronostichi a questo punto una finale molto, molto sudista. Ci potrebbe essere, però, molto sorprese. meridionale. Sì, però le sorprese c'è da prendere con le pinze perché sono due squadre, sia il Südtirol che il Siena, non facilmente battibili. Bisogna metterci il meglio sia del Catania che del Cosenza. Bene, vedremo quello che succederà. Domenica si giocherà alle 20:30 e quindi conosceremo a questo punto le due squadre che disputeranno la finalissima a Pescara, sperando che a Pescara ci sia anche un eventuale pubblico catanese. Vuol dire che allora appunto il Catania insomma vince domenica. Certo. No, perché adesso per esempio i tifosi senesi non potranno venire qui a Catania per seguire la propria squadra. Anche questa è una cosa molto strana, Salvo. Dammi una tua battuta. Non è strana solo per la partita domenica, qua ormai il campionato italiano se ne sentono di negazioni, di traslocazione di tifosi in vari stadi per motivi di ordine pubblico, però. Ma l'ordine pubblico mica lo devono gestire i dirigenti, lo devono gestire gli addetti ai lavori, le forze dell'ordine. A volte fa un po', sorridere amaramente perché magari negano l'accesso dei tifosi di fuori casa, quando magari i tifosi sono qualche centinaio. Anche questo. Anche sono pochi. Magari nel caso del Catania magari probabilmente non parlo del Catania, in generale, quando magari si prevedono un numero elevato di tifosi, allora magari per l'ordine pubblico, però sai, allora il discorso è iniziale, in Italia non si è saputo mai gestire come in altri paesi, è vero. quello che è l'ordine pubblico. Purtroppo gli incidenti anche fuori dal campo succedono, sì, e quindi loro allora, preventivamente si organizzano meglio prima, di prevenzione, tutti a casa e così siamo tutti sicuri. Sono più sicuri. Allora ci dobbiamo fermare, abbiamo dedicato questa prima parte della nostra trasmissione giustamente alle semifinali di Lega Pro che si sono disputate ieri sera. Adesso tra poco iniziamo la seconda parte, parleremo di cultura perché insomma il giovedì come al solito la dedichiamo soprattutto alla cultura. Parleremo soprattutto di libri, no? Perché avremo un editore e capiremo anche il termometro della lettura. Come funziona? Cosa Soprattutto c'è dietro Sicilia, i libri? soprattutto qui in Sicilia. Ma parleremo anche di cinema perché oggi vi presenteremo anche
alcuni trailer, perché noi di Penalty Play vi daremo dei suggerimenti per andare al cinema, anche se un po' la mentalità di andare al cinema in Italia tra giugno e luglio non è altissima, no. non è In mentre altri invece paesi, in altri America paesi, al contrario, io sì. ho letto tante volte che in America addirittura il pubblico si riversa ancora di più nei Invece periodi estivi. il Al contrario. siciliano, l'italiano in genere, Vuole insomma, è un po' restio ad vuole andare il al caldo, cinema. l'ambiente caldo vuole le arene, dell'inverno. vuole o solo le arene. È vero. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco di nuovi studio per la seconda parte di Penalty Play. It was down to the defender, Fabio Grosso, who had scored the decisive first goal against Germany. This kick for the World Cup. And so it was over. To Italy the prize. But already, even before they had their hand on the trophy, the baton had been passed. We take the memories of 2006 to South Africa in 2010. For the first time, the FIFA World Cup finals will be staged in Africa. It's a huge challenge for the country and the continent. As well as the players, the games and the goals, we remember the fan fests and warmth of the German organization. What great gifts will South Africa bring us in 4 years' time? Penalty Awards 2018 quinta edizione, l'appuntamento con l'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspetto su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, domenica 10 giugno a partire dalle ore 22 ed in replica lunedì 11 alle 23:30. Da non perdere. Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobil Fair. Infoline 336 9207 27. Penalty Awards 2018 quinta edizione, l'appuntamento con l'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspetto su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, domenica 10 giugno a partire dalle ore 22 ed in replica lunedì 11 alle 23:30. Da non perdere. Eccoci rientrati in studio, amici di Penalty Play, tutti i pomeriggi tra le 14:30 e le 15:30, siamo nella settimana conclusiva di questa prima stagione, di questo approfondimento pomeridiano su Gold 78, domani si chiude, domani si va tutti in vacanza, anche compreso il nostro Salvo. Certo, appunto. Ok, Andiamo a fare il riposo bagno, giusto. Riposo, sì, mi mancherà questa trasmissione, però ritorneremo poi giustamente più abbronzati che mai. E a rilassati, settembre, ancora più assolutamente. rilassati. Tra l'altro volevo anche ringraziare come
solito il coordinamento tecnico di Giuseppe Giuffrida, tutto il nostro staff insomma, che con noi insomma, lavora quotidianamente per la realizzazione. Bravissimi, Eccezionale. disponibilissimi. Domani avremo anche una sorpresa perché li presenteremo anche uno per uno. Seconda parte che inauguriamo con un editore, Algra Editore, è il marchio del dottor Alfio Grasso, che parla di cultura. Salve dottore, ben trovato a Penalty Play. Grazie, buonasera a tutti. Allora, diciamolo pure che scrivere un libro è sempre molto difficile, venderlo credo che sia ancora di più, soprattutto perché ultimamente, come dicevamo con Salvo qualche settimana fa, non c'è molto cultura nell'acquisto e nella lettura oggi, nel 2018, soprattutto qui in Italia, perché insomma all'estero ancora regge e anche con dei grossi numeri. Sì, assolutamente sì, guardi, si parla sempre di crisi e di crisi dell'editoria. In realtà l'editoria era in crisi prima ancora che arrivasse la crisi È vero. che abbiamo conosciuto purtroppo tutti. Però quello che dico sempre, a livello culturale credo che la crisi sia più una crisi, come diceva lei stesso, una crisi della lettura più che della scrittura o della produzione, diciamo. Cioè della serie ci sono tanti scrittori e pochi lettori. Sì, quello che dicevamo qualche settimana fa con Giovanni infatti. Miraglia, che la saluta. Ecco. Mi pare che in Italia crescono Hai detto bene, Salvo. tanti scrittori. scrittori. Il problema è proprio questo, che molti sono così impegnati a scrivere che hanno poco tempo per leggere. Ecco, esatto. molto spesso i peggiori lettori sono proprio alcuni scrittori. Certo. Perché in realtà dimentichiamo che la migliore palestra per chi vuole approcciarsi alla scrittura è assolutamente la lettura. È vero. Ma non perché leggendo si possa in qualche modo emulare un autore di riferimento, ma semplicemente perché leggendo si ha la possibilità di comprendere diversi modi di comunicazione, di scrittura e soprattutto diciamo che è una palestra anche per le idee. Certo. La casa editrice Algra Editore è una casa siciliana e questo sì. insomma ci riempie doppiamente di orgoglio. Che tipologia di lettore ha la sua casa editrice? Beh, devo dire che sin dall'inaugurazione del marchio editoriale della casa editrice l'intenzione è stata quella di creare diverse collane editoriali che ci consentissero un po' di andare a coprire tutti i generi, quindi partendo dai tre settori classici che sono quello della narrativa, della poesia e della saggistica, abbiamo poi diciamo allargato alla letteratura per ragazzi, alla letteratura per bambini, alla fumettistica, alla musica, assolutamente No, perché sì. credo che il mercato, soprattutto quello dei bambini, è sempre molto accattivante, no? Sì, perché ringraziando il cielo, se è vero che forse fra gli adulti c'è un po' di crisi della lettura, fortunatamente con i bambini invece stiamo riscoprendo un avvicinamento piacevole alla Della serie alla state lettura. battendo internet allora? Beh, sì. È una bella questa lotta, cosa, però no? una lotta Sì. Questo Bene. sì, sebbene è una lotta difficile, sebbene credo che chiunque oggi si approccia al mondo non soltanto editoriale, ma del mondo del lavoro in generale, debba necessariamente proiettarsi anche al futuro. E il futuro in qualche maniera è sempre più digitale, più... Ma mi pare anche sul teatro ultimamente. Assolutamente sì, abbiamo inaugurato una collana che è appunto Copioni, diretta da Orazio Caruso, che pubblica appunto dei piccoli copioni teatrali. E sebbene il teatro insieme alla poesia sia uno dei generi più difficili da proporre in libreria. Certo. Però credo che uno dei pregi che posso avere come editore indipendente, è anche quello di poter investire, di poter fare delle operazioni di carattere strettamente intellettuale e culturale. Quasi da nicchia. Esattamente, da quindi nicchia. magari un grande marchio è più, come dire, diretto ad un'esperienza
un'udienza che possa avere dei buoni risultati commerciali. Il piccolo editore a volte può fare delle scelte che magari non portano grossi guadagni, Però magari non ne portano si nessuno. diventa punto di riferimento per una cultura da nicchia. Però se si vuole assolvere al ruolo dell'editore, che è quello di diffondere cultura, bisogna farlo anche E nel infatti, a proposito, mi riallaccio all'argomento di poco fa, c'era qualcuno che scriveva: a fine 18 anni siamo tutti poeti, dopo i 18 anni rimangono i poeti e i cretini. Croce. Poi ripresa anche da Fabrizio De André. Esatto. Ma leggevo che quando iniziò questa idea di creare questa casa editrice, molti, ma chi glielo fa fare? Erano scettici. Chi glielo fa fare? È vero. E invece qual è stata la spinta? Specialmente anche i librai, no? Sì, io devo dire che effettivamente quando ho aperto la casa editrice io, contestualmente stavano chiudendo numerose librerie, successivamente hanno chiuso anche alcuni distributori e molti marchi editoriali. Perché quindi è stato nell'anno 2013. 2013. 13. Io lavoro nel settore editoriale da molto tempo. sappiamo, nel 2013 abbiamo inaugurato il marchio Algra. E dicevo sono andato un po' controcorrente, però io in realtà credo che con la giusta passione e il giusto spirito, come dire, imprenditoriale, c'è la scelta giusta su alcuni scrittori. Oggi non sia impossibile fare questo lavoro, bisogna stare solo un po' più attenti rispetto al passato, bisogna, come dire, contestualizzare il lavoro nel tempo che si vive. E poi credo che bisogna avere appunto molta, ribadisco, passione. Se non c'è quella. Allora, abbiamo parlato sin qui di libri, però è anche vero che la cultura del cinema spesso e volentieri si abbina molto ai libri. Assolutamente, abbiamo pure una collana noi di storia del cinema. Questa è importante, cosa che non sapevo. Diretta da Franco Lamagna e tra l'altro inaugurata proprio con un bellissimo volume sulla storia del cinema muto a Catania. Addirittura, insomma. Quindi giustamente per tornare il discorso di nicchia, no? Che spesso molti e volentieri non conoscono, non assolutamente. Purtroppo no, ma è una realtà, è stata una realtà molto lontana. importante. Il discorso del cinema, perché noi in questa puntata di fine stagione insomma abbiamo deciso anche di proporre qualche film, anche se siamo ormai a giugno e come abbiamo detto poc'anzi con Salvo non c'è la cultura di andare molto al cinema a giugno, però ci sono le arene. Però è anche vero che nelle arene spesso e volentieri si vanno a vedere film già abbastanza rodati, mentre invece i film che proporremo oggi pomeriggio sono due film usciti da qualche settimana ma che stanno riscuotendo un grandissimo successo, soprattutto questo Jurassic World 2 che si lega anche ad una collana che sicuramente avrà avuto modo di leggere perché è uscito anche sul libro. Sì, ma poi Jurassic World ormai è famoso, no? Ormai è diventato, come dire, un marchio doc in questo senso. Allora guardiamoci il trailer di un film che noi di Penalty Play vi vogliamo consigliare di andare a vedere, Jurassic World 2. Ricordi la prima volta che hai visto un dinosauro? Ehi, Blue! Non riesci a credere ai tuoi occhi. È come un miracolo. Sento qualcosa. È il T-Rex, è il T-Rex! Smettila, non è il T-Rex. Blue, vieni con me. Lo sai che non puoi stare qui. Jurassic World. L'isola. È tutto a posto, piano, piccola. Appartengono al passato. Sono morto! Ancora no! Voglio mostrarvi il futuro. Che cos'è quello? L'hanno fatto loro. Blue! Portaci via di qui.
Quindi adesso stai con un ragioniere o Owen, un ventriloquo? smettila. Ami un manichino? Non siamo qui per questo. You can blame me, try to shame me. So perché siamo qui. Un'operazione di soccorso. Salvare i dinosauri dall'isola che sta per esplodere. Cosa può andare storto? Blue è viva. L'hai allevata tu. Questi animali meritano la stessa protezione data alle altre specie. O dovremmo lasciarli morire? Erano qui prima di noi. E se non stiamo attenti, ci saranno anche dopo. Tu mi conosci? Scappate! Scappate! La vita non si imprigiona. La vita si libera. La vita trova una strada. Salvo mi parla di carenza di fantasia e do Sì, assolutamente questa ragione, no? Cioè, si diventa un ripetere po' ripetitivi, filoni no? ripetitivi, primo, secondo, terzo, Però è un film le cassetta, rivincite. quindi... Certo, perché hanno un grande seguito di pubblico, il pubblico si adegua, è assuefatto a questo genere, poi con l'uso del computer, la scenografia... La grafica diventa ancora più totalmente spettacolare. finta. Però, vabbè, io ce n'ho 63, per cui sarò un nostalgico, però il cinema che seguivo tantissimo negli anni 60-70 era un po' diverso, dai. produceva dei grandi capolavori È che vero, oggi mi è pare vero. che... Il film cassetta spesso e volentieri si abbina quasi sempre ad un libro cassetta, no? C'è questa abitudine da parte del cinema di accalappiarsi possibilmente qualche libro cassetta con le varie trasformazioni spesso e volentieri, no? Lei stesso me lo diceva poc'anzi. Certo, molto spesso la cinematografia attinge, diciamo, ecco, dal settore letterario. Sempre attinto. Fondamentalmente spesso, diciamo così. Ecco. L'unica cosa è che chiaramente intanto l'approccio al libro e al film sono due approcci chiaramente inevitabilmente diversi. Ma soprattutto è che poi le esigenze cinematografiche molto spesso stravolgono, a volte in maniera drammatica quello che invece... Esatto, dei film totalmente anche di cambiati. successo, totalmente cambiati, che c'entrano poco con il libro, anche con risultati, nonostante il successo. Anzi, spesso e volentieri rovinando poi la fortuna del libro stesso, che a volte sì. Ci sono stati anche casi opposti, però in verità molto spesso accade... Io posso dire due casi. Vai. Allora, ho letto anche l'ho letto dopo il romanzo, il libro, 2000 Odissea nello spazio. Ah, sì. Bellissimo il romanzo, ma il film è straordinario, infatti, immenso. Sarà stato anche un caso, nel senso che insomma, quando un film supera addirittura il libro... A proposito di stravolgimenti, io ricordo, è un film di cassetta, ha fatto un grande successo, anche il libro, quello di Don Brown. Codice da Vinci. Codice da Vinci. E se lo leggi, il Codice da Vinci è uguale, è il copione. È vero. Rifatto
anche nei molto dialoghi fedele, quasi sì. uguale. Beh, quando È strano. insomma, succede una cosa di questo genere, lo stesso libro viene valorizzato e addirittura Sì, viene sì, sì. rimesso sul Rimesso sul mercato, mercato. spesso e volentieri trainato dal successo del film. Molto spesso il successo del film fa il successo del Fa il libro. successo del libro. Come sì. Alga editore, quali sono i progetti per questo 2018? Cioè, so che avete pubblicato proprio di recente dei libri, uno addirittura di Cinzia Camminiti, che saluto, una grandissima amica mia, musicista, attrice, autrice, che si è deliziata nella scrittura di un libro di ricette. Assolutamente, sì. Cinzia lo apprenderà tra l'altro adesso in Ah, diretta, bene. che proprio oggi sono arrivati i suoi libri e devo dire che è riuscita secondo me a fare un'operazione molto ma molto interessante, è riuscita a mettere insieme quella che è la nostra tradizione con un aspetto della letteratura che devo dire oggi va molto e che è quello appunto delle ricette, della Sì. cucina. Fondamentalmente Siamo Cinzia... assaltati da ricette, Esattamente. cucina Televisive. e TV, Esattamente. cioè in maniera quasi esagerata. Esattamente, vabbè, è un momento, Sì, vabbè, certo, passerà anche come, questo, come sì. tutte le mode, passerà le anche mode. questo. E quindi? Dicevo che quindi Cinzia riesce a raccontare delle storie del suo passato, soprattutto facendo riferimento alla nonna Vincenzina, alcuni episodi, diciamo, ecco, della sua vita, e ad ogni storia, ad ogni episodio abbina delle ricette che ricordano quel particolare momento, quel particolare periodo dell'anno, che sia il Natale o che sia un altro periodo. E riesce a fare questa combinazione in maniera, devo dire, assolutamente, come dire, affascinante. Quindi in con un maniera linguaggio accattivante. proprio quasi antico, Sì, che serve per c'è vivere più da molto- vicino la cultura di quelle le ricette storiche. C'è molto siciliano, vabbè, tipico di chi Certo. fa teatro anche come Certo, lei, certo. e devo dire che leggendo quelle storie, leggendo quelle ricette, sembra quasi di sentirne l'odore, sembra quasi di vivere quei momenti che molto spesso, magari chi è più giovane, riesce proprio solo a vivere attraverso i racconti dei propri genitori. Quindi dei propri pubblicando nonni. questo libro è la conferma che l'apertura della sua casa editrice è a 360 gradi, no? Perché un libro di ricette, seppur con questa storia, è un po' insomma diverso rispetto alla linea che la casa si è data un paio di anni fa. Decisamente, perché probabilmente avrei avuto qualche difficoltà a pubblicare solo un libro di Certo, ricette, sarebbe chiaro. stato l'ennesimo Certo, libro di l'ennesimo libro di ricette. Sì. In realtà questo libro è un libro che a metà farà la narrativa, l'autobiografico, perché Sì. c'è, ma consentitemi di dire in alcuni passaggi quasi poetico. Insomma, in poche parole ci sta consigliando di andare ad acquistare. È sì. arrivato oggi nella vostra sede, verrà distribuito. Giusto qualche giorno, giusto ai tempi tecnici, e sarà La disponibile. mia amica Cinzia sarà doppiamente In pratica, contenta. con la scusa delle ricette, riesce a raccontare queste storie del passato. Sì, Bravo, sì, sì. Però che sono in le Storie ricette siciliane, tra l'altro, storie eh. siciliane, le ricette sono un valore aggiunto, Un valore forse, però il libro fondamentalmente sono delle storie, è Delle una storie, raccolta certo, di storie. delle storie, È certo. una Chissà Vabbè, perché poi poi se il- magari da questo libro Cinzia deciderà di musicarlo, perché insomma lei essendo Perché no? un artista. Però mi piace ricordare che il libro è inserito all'interno di una collana diretta da Antonella Guglielmino Sì. e Giuliana Avila Di Stefano, che si chiama appunto AG Gourmet e che ha AG come Gourmet. obiettivo quello di legare la cucina al territorio. Al territorio. Quindi Oh, bene, pubblica importantissimo, libri, sì. e questo è il secondo volume, il primo era appunto, è stato In viaggio con la cucina ebraica, anche lì luoghi e ricette. Luoghi e Quindi arriva ad hoc anche il libro di Cinzia. È una linea È che una abbiamo linea. Ma a scelto di proposito di seguire. musica, Vuoi scrivere perché- anche tu il libro sulla ricetta? No, sulla ricetta no, io veramente se posso, no, non voglio fare pubblicità perché ancora è solo un Perché progetto. tu sei preso- scarso tra i fornelli, forse. No, assolutamente, io stento so fare il caffè Ah, e bene. e il tè. Bene, già, Più di è già questo un- non so fare. già una buona Già cosa. da sposato, prima neanche quello. Bene. No, perché ho fatto una ricerca, una lunga ricerca su un ex allenatore ungherese del Catania degli anni 20 che Sì. poi fu
Cestner, che poi fu fucilato dai sì, nazisti. conosco la C'è tutta storia. storia, mi sono appassionato L'ha ripresa tantissimo. anche Federico Buffa se in uno riuscissi speciale TV. a portare avanti tutti questi documenti e poi per crearne qualche scritto, non per Vabbè. carità. No, Invece a proposito, scusami, Sì. di musica, dobbiamo fare un nome, Antonio Bonforte. Antonio Monforte, che tra l'altro abbiamo che è avuto il ospite nostro anche qui. carissimo, esatto. Antonio Monforte, beh, innanzitutto è un carissimo, ma veramente carissimo amico, ma è anche un nostro autore, Certo. nonché direttore della collana Nota Bene, Nota la nostra Bene. collana dedicata appunto alla musica. Alla musica. Con Antonio tutto è nato da un incontro una sera in un locale, ci siamo un po' scambiati, abbiamo scambiato un po' di idee, ci siamo un po' raccontati. E poi io avevo scritto un testo, glielo mandai, gli ho detto vedi un po' se riesci a farci qualcosa. Qual era il testo? Il testo era Fuoco Nero. Ah, Fuoco Nero, sì. E da Conosco quel il pezzo. testo è nato un album ed è nata una bellissima storia di amicizia, Persona di collaborazione. straordinaria, tra l'altro lui insomma ultimamente Magnifico coinvolto anche artista, magnifico in artista, occasione grande maestro. della morte di Peppino Impastato. Allora, ritornando al discorso cinema e letteratura, adesso un film che è uscito praticamente questa settimana, tratto da un best seller, si intitola La stanza delle meraviglie, ce lo guardiamo perché serve anche per un ulteriore spunto con l'editore Alfio Grasso. Oh mio Dio. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. Here am I floating on my tin can. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Come sai il mio nome? La stanza delle meraviglie, spesso e volentieri comunque leggere un libro che sia un po' da thriller, insomma la gente è un po' restia, no? Perché vuole più libri, come possiamo denominarli, più leggeri, sotto l'ombrellone. libri leggeri. Sì, probabilmente in estate si cerca più una lettura leggera. Più facile. Però devo dire che thriller, gialli, noir in generale, diciamo che sono i libri che forse riescono ad avere una maggiore attrattiva nel pubblico dei lettori. Voi avete qualche linea all'interno della casa editrice? Sì, abbiamo inaugurato da poco anche una collana di giallistica del Tocco di Asfodelo che dirigo io personalmente insieme a Maria Rita Pennisi, ma oltre alla collana di giallistica diciamo che pubblichiamo spesso gialli e thriller. Ma proprio perché c'è una richiesta, ma c'è anche una grande offerta. Devo dire che sono molti gli scrittori di questo genere. Ecco. Quanto ne arrivano manoscritti? No, perché io volevo chiedere poi appunto questa cosa qui. Quanti scrittori sperano di essere insomma, inseriti nella sua casa Considerate editrice? che mediamente al mese arrivano almeno 30 lavori in lettura. Mamma mia, sono Uno al tanti, giorno. uno al giorno. Praticamente almeno uno al giorno. E considerate che poiché la nostra linea editoriale è quella appunto di investire sull'opera che andiamo a pubblicare, chiaramente i libri vengono tutti letti e valutati. Beh, credo come fa
come fanno tutti gli editori. La lettura in Sicilia in questo momento è più rivolta ai giovani oppure è rivolta più a quelli che insomma con una certa età hanno voglia di leggere ancora? Ma devo dire che non c'è una selezione così netta, una separazione così netta, dettagliata. Diciamo che i giovani, ringraziando il cielo, si sono molto approcciati alla lettura e devo dire che quando i giovani scelgono di leggere, al di là di quelli che sono i testi consigliati a scuola, quindi parliamo di letture extrascolastiche, extrauniversitarie, questo secondo me è un buon successo per la nostra cultura. Però è anche vero che anche diciamo, quelli meno giovani spesso amano rifugiarsi nel calore di un libro. Infatti, poc'anzi parlavamo di sport e noi insomma abbiamo avuto il piacere in questa prima stagione di Penalty Play di ospitare Salvo Pappalardo, giornalista, scrittore, sportivo, ex allenatore, persona straordinaria, che ha anticipato la pubblicazione di questa, noi l'abbiamo chiamata l'enciclopedia dello sport catanese, siciliano in modo particolare. Verissimo, giustamente l'editore e lei ci dia qualche notizia, perché insomma lui ci ha detto che sarà prossima pubblicazione, però ci ha anche confidato che sono 600 pagine. Allora noi gli abbiamo detto un attimo, dividiamolo, perché sennò rischiamo che 600 pagine viene un librone così. Allora confermo che il testo è in lavorazione, io non posso che essere felicissimo e non posso che ringraziare Salvo Pappalardo per questa opportunità, perché devo dire che uno degli obiettivi della mia casa editrice è proprio quello di in qualche modo preservare e valorizzare quella che è la nostra storia, la storia del nostro territorio. E le cose scritte rimangono. Esattamente, ecco. e i libri fanno storia, fanno la certo. storia, e quindi è assolutamente importante il contributo che Salvo con questo volume sta dando sicuramente alla storia dello sport e del calcio catanese. Lui è una memoria storica poi tra l'altro. Ma tra l'altro il libro continua a, come dire, a ritardare l'uscita per il semplice fatto che lui trova inserisce sempre nuovo materiale, però evoluzione. stiamo dividendo comunque il lavoro probabilmente in 3 volumi e il primo dovrebbe, spero, presto essere in libreria. Le assicuro che sarà un successo, sa perché anche? Perché tra gli addetti ai lavori insomma lo aspettano. Le persone che ha citato, perché io l'ho letto praticamente, non ha fatto leggere anteprima tutti i suoi scritti, tutte le persone citate, di cui molte ancora sono in vita, giustamente, qualcuno magari ci ha lasciato, e già solo dei personaggi citati, già potenziali acquirenti e lettori. Lui è andato a scovare anche storie del passato, cioè addirittura è andato a scoprire un mio provino con l'Inter quando io avevo 13 anni. Sì, anche cose che non ricordiamo. Io rimango spiazzato e sconvolto, ma siamo contenti perché insomma Salvo Pappalardo è stato... Da premettere dobbiamo anche ricordare che l'esordio nella casa editrice Alga di Salvo Pappalardo di un altro genere. Ah sì, quello su Verga, citato è qui. chiaro, certo. Quindi, bellissimo libro, sì, è assolutamente sì, il Lunario Siciliano, il caso Verga, anche lì Salvo mi ha consentito, come dire, di tenere fede a uno degli obiettivi che era quello che dicevo poc'anzi, ossia valorizzare la storia del nostro territorio, lì da un altro punto di vista che era appunto quello giornalistico letterario. Sì. Lo spunto era sicuramente doc. Assolutamente. Bene, allora che dire, la puntata di oggi giovedì è volata tra una prima parte sportiva post Siena-Catania ed una seconda parte legata al mondo dei libri, grazie anche alla presenza dell'editore Alfio Grasso di Algra Editore. Noi la ringraziamo. Grazie a voi. E ci dica, allora a questo punto, a parte i libri che ha detto poc'anzi uno di questi di Cinzia, cosa succederà entro la fine dell'anno? Quindi con qualche altra cosa che bolle in pentola? Beh, ci sono appena una 30 di libri in uscita. Ah, addirittura in stand-by. Quindi da qui a dicembre, diciamo che nei vari settori che, come dicevo una poc'anzi, divulgazione scopriamo, ci saranno veramente molte uscite e tutte
a mio avviso E molto come in interessante. 3 mesi ci sono anche diverse iniziative, diversi incontri. Assolutamente, noi consideri che avendo un catalogo di 400 e passa titoli abbiamo praticamente una presentazione al giorno. Quindi praticamente. basta Il lavoro non vi seguire- manca, no, non sì, vi basta manca. seguire la nostra pagina e ci troverete in varie parti della Sicilia e dell'Italia. Perfetto, grazie al dottor Grazie a Alfio voi. Grasso Grazie e a ringrazio anche il nostro Grazie a Salvo tutti. D'Arrigo. E allora, con lui ci buone rivedremo vacanze a tutti. dopo Ci prepariamo. la pausa estiva. La pausa estiva, cosa dobbiamo preparare? Ci prepariamo tra un bagno e l'altro. Niente. Ci riposiamo. Ci riposiamo, sì, riposiamo. ma no, la mente però sempre Vabbè, in certo, evoluzione, in pensare continuo chissà qualche fermento, altra in continuo fermento. la prossima stagione. Bene, ci vedremo noi chiaramente domani per l'ultima puntata della stagione, sempre tra le 14.30 e le 15.30, sempre qui su Gold 78, canale 78 appunto del digitale terrestre. Vi voglio ricordare ancora una volta l'appuntamento che è tanto atteso nel mondo del calcio dilettantistico, domenica alle 22, l'intero evento Penalty Awards che si è svolto giorno 1 a San Gregorio di Catania. Ringrazio come al solito il coordinamento tecnico di Giuseppe Giuffrida, in regia Andrea Salerno e Roberto Di Marco. Appuntamento a domani 14.30 con l'ultima puntata della stagione di Penalty Play. La vita è un soffio, corre come il vento. C'è un campo verde ed io non so spiegarti come. Il tempo vola, si vince o si perde, ma tu fremi e vuoi giocare. Mi insegni che la vita la posso amare anch'io, è la mia partita e so per chi ti fare amore mio. Vinci per me, tu che sai come fare, corri per me, tu che sai dove andare, sei il campione della vita. E se tutto è un campionato con la strada in salita, non ci manca il fiato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Vinci per me, tu che sai come fare, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato.